Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato a orzo distico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Ben ritrovati gentili amici e amiche, buon lunedì soprattutto perché riprendiamo la settimana con la prima edizione del nostro audio video giornale, dunque aggiornamenti di cronaca dal Friuli Venezia Giulia. E allora, questo va dopo, il bello della diretta è questo. Proseguono in molteplici direzioni le indagini per risolvere il caso di Liliana Resinovic, l'ex impiegata della regione di 63 anni, scomparsa da casa a Trieste il 14 dicembre. L'autopsia, a quanto si apprende, è stata confermata per domani. Dunque domani sapremo se il corpo ritrovato nei giorni scorsi nella boschetta vicino all'ex ospedale psichiatrico è della donna scomparsa. E restiamo nel capoluogo. Era come un figlio per noi, non riesco a capire e non posso, è una cosa. Sono le parole proferite dalla madre del giovane di 21 anni, Ali, fermato dai carabinieri di Trieste nell'ambito dell'inchiesta dell'omicidio di Robert, di 17 anni, di origini serbe. Le parole sono riportate dal Corriere della Sera in un articolo pubblicato sul sito, precisando che la donna, cittadina marocchina, è stata incontrata al comando dei carabinieri del capoluogo giuliano, dove è giunta assieme al marito per essere sentita dagli investigatori. Ancora più laconico il marito libanese. Mi spiace per il ragazzo e per i suoi familiari, dice soltanto. Il torneo delle regioni di calcio, la manifestazione riservata alle rappresentative juniores, allievi e giovanissimi, per il terzo anno consecutivo non sarà disputata. L'attuale situazione pandemica e il concomitante slittamento della ripresa dell'attività ha indotto la Lega Nazionale Dilettanti al rinvio della manifestazione, che come nel 2020 e nel 2021 si sarebbe dovuta svolgere in Alto Adige, una scelta che contestualmente ha portato il Comitato regionale ad optare per la sospensione di tutte le attività delle rappresentative. E adesso andiamo a Pordenone per capire la situazione, i lavori pubblici dopo l'esclusione dal bando nazionale della regione Friuli Venezia Giulia del PNNR. Di Pordenone, Alessandro Ciriani, si unisce al coro di tante città del nord Italia che lamentano l'esclusione dei loro progetti dal bando nazionale di finanziamento per la rigenerazione urbana nel PNR del governo. Tutti progetti meritevoli di sostegno, ma esclusi per i criteri applicati e dirottati al centro-sud. In questi giorni sono uscite le graduatorie dei progetti del bando di rigenerazione urbana a livello nazionale e purtroppo il Friuli Venezia Giulia è nel fanalino di coda di questa graduatoria. Non perché i progetti, per esempio quelli del comune proprio di Pordenone, non siano meritevoli, perché la valutazione è stata assolutamente molto positiva nel progetto, ma perché i criteri di priorità sono andati con buona parte al sud e buona parte a comuni dove la qualità della vita è molto bassa. È un vero peccato perché il progetto del comune di Pordenone era molto bello, molto interessante e soprattutto un esempio di quella che dovrebbe essere la rigenerazione urbana. Un grande ambito che va dal Parco di San Valentino fino a Viale Marconi, dove sono presenti molti spazi pubblici, moltissime scuole, un'area dedicata ai giovani, quindi il nuovo polo Young, l'abbiamo voluto chiamare così, con il recupero di 4 edifici, l'ampliamento degli spazi destinati ai giovani e non soltanto ai giovani per lo sport e il tempo libero, nuovi parchi, nuove ciclabili, nuove piazze, l'eliminazione delle auto che non andranno più su superfici esterne ma in interrato oppure in parcheggi dedicati. La notizia è che la stragrande maggioranza dei 3,4 miliardi stanziati dal governo attraverso il PNRR sono finiti al sud e ci ha lasciato letteralmente di sasso. Sapevamo che il 40% di quelle risorse sarebbero finite di diritto al mezzogiorno, ma le altre 60 devono essere distribuite con criteri di equità, perché è giusto da un lato recuperare le lacune che il sud ha nei confronti del resto del paese e quindi consentire di agganciare il nord. Non è giusto giocare una partita con regole diverse. Infatti su quel 60% rimanente
recentemente è stato applicato un indice di vulnerabilità sociale e materiale che premia paradossalmente quei territori che hanno bassa scolarità, grande povertà, forte disoccupazione, forte marginalità, escludendo quindi tutte quelle realtà territoriali come il Friuli Venezia Giulia, il Veneto, il Trentino, la Valle d'Aosta e altre aree grandi del nord Italia che hanno lo stesso diritto di accedere a quei fondi. I nostri progetti sono finanziabili ma non hanno le risorse, perché quasi tutti i soldi sono finiti in Campania, in Sicilia, in Puglia, in Basilicata e via discorrendo. Quindi attraverso la nostra organizzazione l'ANCI, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, in particolare quella del Veneto e del Friuli, chiediamo al governo di stanziare altri 900 milioni per finanziare quelle opere che sono state ammesse ma che non trovano copertura finanziaria, perché il PNRR non è un piano Marshall per il Sud, ma è una grande occasione di sviluppo per l'intero Paese. E con questo servizio chiudiamo qui questa edizione del mattino del nostro notiziario informativo. Ulteriori news sul nostro sito friulitv.net. Dunque non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata. Alla prossima. Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Collio e Quay. Sono Claudia Zano e vi aspetto con le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, food, wine, music e sei in pole position.